di Papa Francesco a Venezia, una carrellata di momenti emozionanti che resteranno nella memoria collettiva. La Giudecca, l'incontro con le detenute, poi l'intervista ad Antenna 3. Il discorso al padiglione della Biennale agli artisti, poi il dialogo con i giovani alla salute. Siate rivoluzionari, non cercate l'utile, e poi sulla tecnologia. Usate il cellulare, ma incontrate le persone. La messa in piazza San Marco, la fragilità di Venezia come fragilità dell'umanità, l'ammonimento e il saluto del Santo Padre alla città e il grazie del Patriarca Moravia. Voci ed emozioni dei tanti in Laguna, folte delegazioni di giovani della Marca Trevigiana, Venezia per l'incontro con Francesco, gruppi delle diocesi di Treviso e Vittorio Veneto. Una tragica gita con le amiche al Bosco delle Pennemozze a Cesona, dipendente del comune di Vedalago scivola in un dirupo e muore. Elena Agostoni aveva 55 anni. Violento incendio divampato nella notte ha distrutto un casolare di via Fontane Bianche. A dare l'allarme un amico del proprietario che era ospite nella casa. Non si è salvato nulla. Giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Ancora una volta la famiglia Battistetti, nel terzo anniversario della morte del figlio Mattia, è scesa in piazza a Montebelluna per dire basta alle morti bianche. Campioni d'Italia, le Pantere delle Moco Volley si aggiudicano il 7° scudetto contro Scandicci. La speciale alchimia raccontata dal presidente Garbellotto con lo sguardo alla Champions. Il telegiornale di Treviso, buonasera, ben ritrovati. Arriviamo alla fine di questa lunga giornata, iniziata questa mattina alle 7 con 7 ore di diretta e colleghi giornalisti sul campo a raccontarvi davvero tutti i momenti più emozionanti della visita di Papa Francesco a Venezia, dalla Giudecca alla salute e poi ancora in piazza San Marco. Il padiglione della Santa Sede alla Biennale è stato allestito proprio alla Giudecca, dove il pontefice ha incontrato le detenute, dove la nostra troupe Lorenzo Maier e Simone Merlo lo ha intervistato. Il carcere sempre è una preferenza per me. Tu sai che quando io entro in un carcere, tu sai cosa dico? No. Perché loro e non io. Al termine della visita al carcere femminile della Giudecca, dove è allestito il padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte 2024, Papa Francesco consegna ai microfoni di Antenna 3 una delle frasi simbolo della sua storica visita a Venezia. Stringe la mano del collega Lorenzo Maier, si concede un rapido scambio con naturalezza e pone quella domanda: perché loro e non io? Avete un posto speciale nel mio cuore, dice alle detenute salutandole. Oggi tutti usciremo più ricchi da questo cortile. Forse chi uscirà più ricco sarò io e il bene che ci scambieremo sarà prezioso. Uno scambio di amore fraterno che non può prescindere dalla consapevolezza del luogo in cui avviene. Il carcere è una realtà dura e problemi come il sovraffollamento, la carenza di strutture e di risorse, gli episodi di violenza vi generano tanta sofferenza. Però può anche diventare un luogo di rinascita. Nessuno toglie la dignità di una persona, nessuno. Carcere come cantiere di ricostruzione, dice il pontefice. Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori da cui farci perdonare e ferite da curare, io anche. Alle detenute il Papa dona un'icona della Vergine. È un po' la tenerezza della mamma e questa tenerezza Maria l'ha con tutti noi, è la madre della tenerezza. E le detenute ricambiano. Parla Manuela Cacco, in carcere per l'omicidio dal Vignasego di Isabella Noventa. Al pontefice dona una papalina realizzata dalle donne del laboratorio di Sartoria. La sua visita inaspettata ci riempie di gioia. Le chiediamo, Santo Padre, di portare con sé nel suo cuore le nostre speranze e le assicuriamo le nostre preghiere per il suo alto ministero e per il suo cammino di guida spirituale. Donne che in carcere lavorano e cercano di ritrovare la strada. Per noi questo lavoro è molto importante perché dà un senso al nostro presente. Giorno dopo giorno fa crescere in noi la speranza, ci indica il cammino verso il dopo. Vi auguro tanta salute per il bene che ci ha portato oggi. Le ringrazio di cuore, Papa Francesco.
A Santa Maria Maddalena delle Convertite, sempre alla Giudecca, l'incontro con i vertici della Biennale e con gli artisti. È la prima volta che un pontefice visita il padiglione della Santa Sede. Il mondo, ha detto Papa Francesco, ha bisogno degli artisti. Non abbiamo cercato gli artisti più comodi, non abbiamo voluto costruire una trincea o isolarci in una visione. Al contrario, l'invito è che tutti vedano con i propri occhi. E Con i miei occhi è il titolo del padiglione della Santa Sede alla 60ª Biennale d'Arte di Venezia, visitato per la prima volta da un pontefice. Papa Francesco parla agli artisti nella chiesa di Santa Maria Maddalena delle Convertite alla Giudecca, ricambiando un incontro dei mesi scorsi alla Cappella Sistina. Il mondo ha bisogno di artisti. Lo dimostra la moltitudine di persone di ogni età che frequentano luoghi di eventi d'arte. Vi confesso che accanto a voi non mi sento un estraneo, mi sento a casa e penso che in realtà questo valga per ogni essere umano, perché a tutti gli effetti l'arte riveste lo statuto di città rifugio, un'entità che disobbedisce al regime di violenza e discriminazione per creare forme di appartenenza umana capaci di riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti, a cominciare dagli ultimi. Arte che può superare gli egoismi, creare arcipelaghi di collaborazione, contrastare la tendenza al rifiuto dell'altro, la paura del povero. Vi imploro, amici artisti, immaginate città che ancora non esistono sulla carta geografica, città in cui nessun essere umano è considerato un estraneo. Ad ascoltare le sue parole le istituzioni, gli artisti stessi, i vertici della Biennale. Prima volta che vedo un Santo Padre in una carcere femminile, dove tra l'altro io venivo anni fa a fare interrogatori sulle detenute come pubblico ministero qui a Venezia, quindi una emozione doppia. Un bellissimo discorso dedicato all'arte. E direi che ha parlato anche di molti aspetti valoriali che sicuramente toccano la nostra comunità. Vi raccontiamo la storia raccolta dalle nostre telecamere di Gianluca, 9 anni, e il suo libretto dei sogni venduto al Papa. Diventa suo malgrado uno dei protagonisti della storica visita del pontefice a Venezia. 9 anni appena, offre in vendita al Santo Padre un libretto fatto a mano. Con coraggio avanza la sua offerta, certo di donare qualcosa di davvero importante per lui. Gianluca è il suo nome. Ci siamo preparati, abbiamo preparato questi libretti scritti a mano e ne hanno preparato uno bellissimo per vendere al Papa. E cosa c'è scritto? Libretto dei vostri sogni. E qual è un sogno? Un sogno è un tuo desiderio. Ah, ok. Ha anche dato un soldino, è vero? Sì, però non ci ha dato proprio un soldino, le avevamo detto che costa €1, però lui ce ne ha dati 5. Ah, quindi è stato un Papa molto generoso. Sì. Insieme ad altri 20 coetanei, Gianluca riceverà la prima comunione domenica 12 maggio nella Chiesa del Redentore. Accompagnato dalle catechiste Sara e Laura, riceve da Papa Francesco un rosario. Questi bambini soprattutto hanno molta speranza che veramente la società cambi e credono e hanno fermamente credere in Dio. Loro credono in Dio. Però sai Gianluca che adesso questo rosario che ti ha dato il Papa è un impegno un po' per la vita. Sì. Siamo pronti? Sì. 1, 2, 3. Viva il Papa! Ciao Antena 3! E poi c'è il messaggio che Papa Francesco ha inviato ai giovani alla salute, i 1500 arrivati per ascoltarlo. Alzati e vai, le sue parole. Alzati e vai, alzati, enamorati e vai. Esci, cammina con gli altri, cerca chi è solo, colora il mondo con la tua creatività, dipingi di Vangelo le strade della vita,
per favore, dipinge di Vangelo la strada della vita. Alzati e vai. Ai giovani della salute il Papa chiede di alzarsi e andare, alzarsi da terra, dalle tristezze, per imparare a guardare in alto, alzarsi per stare in piedi. Spesso ci si trova a lottare contro una forza di gravità negativa che butta giù, un'inerzia opprimente che vuole farsi vedere tutto grigio. Lo diciamo tutti insieme, uno per gli altri. Alzati. Non ho sentito, sai? Mi piace. Parla ai giovani nell'era digitale, giovani bombardati da modelli spesso troppo lontani e difficili da inseguire. Il fai da te nelle grandi cose non funziona, Per questo vi dico non isolatevi. Non isolatevi, non cedete al divano. Da qui il grande insegnamento alla bellezza. Nessuno è brutto, ognuno di noi è bello, è bella e ha un tesoro dentro di sé, un bel tesoro per condividere e dare agli altri. Siete d'accordo in questo o no? Sono le parole di un padre, ma anche di un insegnante o di un amico. Il nostro Dio ci sorprende sempre. Avete capito questo? È molto importante. E così conquista il cuore dei giovani, arrivati davvero da tutto il Veneto per ascoltarlo. Giovani che hanno trovato nelle sue parole nuova forza e vigore. Lui con tanta forza ci parla e ci dice di rialzarci, di stare in piedi, di essere luce, di essere luminosi, di andare. Il fatto del rialzarsi e della possibilità che ci viene sempre data da Dio del ricominciare. Il discorso che ha detto che tutti quanti in un modo o nell'altro siamo belli e siamo perfetti così come siamo. È stato proprio un bellissimo dialogo, si è avvicinato tanto. La fragilità che Papa Francesco non nasconde e che trasforma in forza. Che come noi ha le nostre idee, è fresco, è giovanile ed è pieno di energia e come ci ha chiesto lui dobbiamo alzarci e andare e anche lui l'ha fatto e anche lui lo fa sempre. La sensibilità con cui riesce ad arrivare al cuore di noi giovani usando parole semplici ma comunque molto efficaci, profonde. Al di là del discorso cercava sempre di coinvolgersi e secondo me è stata proprio una bella grande cosa, ecco. È una bella dose di fiducia. Un minuto di silenzio per pregare insieme per il Santo Padre, poi la conseglia della forcola, la congiunzione necessaria tra barca e remo a significare proprio loro, i giovani, in rappresentanza di tutte le diocesi. Siete figli di Dio, ricorda loro, non siete dei profili digitali, per concludere con l'invito ad incontrare le persone sempre. Ti ricordi che per Dio non sei un profilo digitale, ma un figlio. Non sei un profilo digitale, ma un figlio che hai un padre nei cieli e che dunque sei figlio del cielo. Il cellulare è molto utile, per comunicarsi è utile, ma state attenti quando il cellulare ti impedisce di incontrare le persone. Usa il cellulare, va bene, ma incontra le persone. La fragilità di Venezia come la fragilità dell'umanità è il pensiero e il saluto del Santo Padre alla città durante la messa in piazza San Marco e la risposta del Patriarca Moraglia che a nome della città ha parlato. Se oggi guardiamo a questa città di Venezia, ammiriamo la sua incantevole bellezza, ma siamo anche preoccupati per le tante problematiche che la minacciano. Venezia e la sua bellezza, Venezia e la sua fragilità, Venezia che rischia di cessare di esistere. Le parole del Santo Padre risuonano nel cuore di piazza San Marco davanti ad una platea di 10.000 persone, proprio lì in quella piazza e davanti a quella basilica simbolo della fragilità della città, lo Scrigno di Venezia. Piazza San Marco che lo attende dopo la visita ai giovani della salute. Il Papa attraversa il Ponte delle Barche prima di arrivare all'altare costruito per l'occasione proprio con materiali di riciclo. Non possiamo far altro che ringraziarlo molto di queste parole di conforto, perché noi stiamo cercando di difendere Venezia, ma difendiamo la bellezza di tutto il Veneto, tutta l'Italia, del nostro paese. L'arrivo in piazza San Marco accompagnato dalle voci del coro, dietro di lui il Patriarca Moraglia, la sicurezza ad accompagnare l'arrivo. Qui è ricevuto dal presidente Luca Zaia, dal sindaco Luigi Brugnaro e dal prefetto di Venezia. Un giro attorno alla piazza con la Papa mobile, mani che cercano di incontrare la sua, 10.000 persone che si alzano in piedi e l'abbraccio del Santo Padre ai più piccoli. E proprio da qui, dalla piazza più bella del mondo, lancia il suo appello per la città e per l'umanità. I cambiamenti climatici che hanno un impatto sulle acque della laguna e sul territorio,
la fragilità delle costruzioni dei beni culturali, ma anche quella delle persone, la difficoltà di creare un ambiente che sia a misura dell'uomo attraverso un'adeguata gestione del turismo e inoltre tutto ciò che queste realtà rischiano di generare in termini di relazioni sociali sfilacciate, di individualismo e solitudine. L'esortazione a non dimenticare la nostra umanità. Venezia, terra che fa fratelli. E come segno concreto della visita del Pontefice, ecco la risposta della Chiesa di Venezia. La Chiesa di Venezia intende mettere a disposizione di soggetti fragili, in particolare donne che cercano il reinserimento sociale, 8 mini alloggi. Si tratta di spazi ristrutturati nella Casa della Carità. E poco prima dell'inizio della celebrazione della messa, 4 giovani di ultima generazione sono stati bloccati ai varchi d'accesso dalla polizia, che era insospettita dai cartelloni che avevano con loro. I ragazzi, con un'azione pacifica, intendevano chiedere al Pontefice di dare la grazia ad Estere Guido, 2 attivisti della stessa organizzazione che lo scorso giugno avevano ricevuto una condanna di 9 mesi ed una multa di 1.600 euro per essersi incollati al basamento della statua di Laocoonte ai Musei Vaticani. E numerosa è stata la rappresentanza trevigiana oggi a Venezia, con i vescovi e soprattutto tanti ragazzi delle pastorali diocesane di Treviso e Vittorio Veneto, che hanno partecipato con grande emozione alla messa in piazza San Marco, celebrata dal Santo Padre, venendo anche da vicino. Grande entusiasmo, grande emozione che anche i giovani trevigiani hanno vissuto e conserveranno nel cuore di questa straordinaria mattinata alla presenza di Papa Francesco. E allora noi riavvolgiamo il nastro e andiamo a rivivere i momenti dell'attesa dell'arrivo di Papa Francesco in città, con le interviste raccolte dalle nostre troupe. Un riconoscimento forse a questa città e pochi veneziani che ormai rimangono e cercano di vivere in questa città. Speriamo che sia un segno anche per noi. Venezia che si sveglia prima dell'alba, Venezia che sa accogliere, che si sente autenticamente sotto i riflettori del mondo per una giornata che rimarrà storica. È la Venezia che attende Papa Francesco. I primi ad arrivare nei luoghi della visita sono proprio i veneziani. Ho dormito poco questa notte. Dall'emozione, sì. La salute, San Marco, la città si popola di fedeli. È un'emozione grande, siamo in attesa, insomma. Cosa le piace di Papa Francesco? Beh, sicuramente l'apertura, questa chiesa in uscita, ecco. Mi aspetto che sia una giornata molto particolare, anche perché una visita del Pontefice è un evento unico qui a Venezia. Cosa le piace di Papa Francesco? Mi piace il carisma nell'attirare i giovani alla fede. Ad attendere il Santo Padre anche i molti volontari che si sono resi disponibili per garantire, insieme alle forze dell'ordine, la sicurezza. Siamo arruolati, sì, siamo arruolati, ognuno ha il suo compito e oggi siamo qua. Dopo tanti anni ed è una bella emozione, a 70 anni fare un servizio del genere non è da tutti. Siamo della pastorale giovanile, la maggior parte di noi, e siamo qui appunto a servizio dei pellegrini che verranno qui ad assistere alla messa del Papa. Giornata bella, felice, tanta gente, è un evento bello e importante, siamo molto contenti. Siamo qui a guardare la sua messa e sarà un'esperienza incredibile. È una grande grazia poter accogliere il Santo Padre qua a Venezia, e proprio in questi giorni di scrutinio anche per i seminaristi è veramente una grande grazia dal Signore. Vicino al palco della Santa Messa lo spazio riservato ai disabili, tra loro Federica Zago, sorella di Nicoletta, passionaria dei lavoratori della Vinyls. Questo Papa io lo sento molto vicino, anche perché ha sdoganato un po' la carrozzina e si è mostrato così com'era, si è mostrato nella sofferenza, per cui è diventato un po' uno di noi, un carrozzato anche lui, per cui è bello questo, lo sento molto vicino. Un messaggio che sta nei gesti, non solo nelle parole. Il fatto di vedere il Papa che fa delle rampe, che abbattono gradini per il Papa, è un messaggio importante, l'accessibilità per tutti, ragazzi, che non è scontata, non è scontato andare a prendere un caffè in un bar perché ci sono i gradini, non è scontato andare a fare una passeggiata, andare a mangiare una pizza con gli amici. Ecco, il Papa
è in carrozzina e ho visto che hanno fatto la rampa per andare nell'altare, la rampa per ovviare dei gradini. È un messaggio molto importante. Questo lo trovo veramente importante, una porta per tutti noi. Federica spiega di avere una lettera da consegnare al Santo Padre. Al termine dell'emozionante mattinata racconta di essere riuscita a farlo. Ce l'abbiamo fatta a consegnare la lettera a un suo collaboratore, speriamo che arrivi nelle mani del Papa, ci terrei molto ed è stata una giornata meravigliosa. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla visita di Papa Francesco a Venezia, pochi secondi di pubblicità e dopo riprendiamo con il telegiornale. Il telegiornale di Treviso, ben ritrovati. Ripartiamo dalla cronaca di questa giornata con il raccontarvi della tragedia in tarda mattinata al Bosco delle Penne Mozze. Elena Agostoni, 55 anni, di Giavera del Montello, dipendente del comune di Vedelago, è precipitata in un dirupo ed è spirata poco dopo. È una persona molto disponibile, una persona che faccio fatica a pensarla come una dipendente del comune perché era sempre disponibile, molto attenta al proprio lavoro, con una professionalità estremamente importante. Stava seguendo, io penso ancora tuttora così, per il comune diversi progetti importantissimi. Tradita dai sentieri che tanto amava, è morta così Elena Agostoni, 55 anni, di Giavera del Montello, conosciuta e amata tra le due comunità per le quali aveva prestato il suo servizio. Era responsabile dell'anagrafe di Vedelago, vice segretario del comune e coordinatore dell'Unione dei Comuni della Marca Occidentale. Aveva iniziato la sua camminata attraverso il Bosco delle Penne Mozze e da qui, dal sentiero del Capitello di San Gaetano, si era inerpicata fino alla sommità. Non è ancora chiaro che cosa sia accaduto. A dare l'allarme due escursioniste che erano con lei. Elena è scivolata rotolando per 50 metri tra alberi e rocce. L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno. Sui cieli di Follina era già in volo l'elicottero del soccorso alpino per soccorrere un ciclista volato da un dirupo per 15 metri. L'uomo è stato affidato dai soccorritori all'ambulanza arrivata sul posto. Soccorsi difficili. Il corpo di Elena è stato individuato. La donna subito soccorsa, ma le sue condizioni erano già disperate. Dopo aver tentato a lungo le manovre di rianimazione, purtroppo non era il stato che constatarne il decesso. La salma è stata trasportata in piazzola, dove erano presenti anche i carabinieri, per essere affidata al carro funebre. Sotto shock i due sindaci di Giavera e Vedelago, che da subito si sono sentiti telefonicamente per condividere la tragica notizia. Eravamo entrambi amareggiati e non sapevamo nemmeno come cosa poter fare, perché oggettivamente siamo ancora allibiti di fronte, anche perché ci siamo lasciati venerdì a mezzogiorno da un colloquio assieme. Elena aveva due figlie, spesso parlava di loro, aggiunge Cristina Andretta, ex primo cittadino di Vedelago, comune che domani la ricorderà in consiglio. Il sindaco potrebbe anche valutarne la sospensione. Sicuramente le nostre condoglianze ai familiari, questo è il minimo, ma credo che vedremo di fare qualcos'altro, perché, le ripeto, ci mancherà un pezzo importante della nostra vita amministrativa. Siamo a Sernaglia della Battaglia ora, dove un violento incendio divampato nella notte ha distrutto un casolare in via Fontane Bianche. A dare l'allarme un amico del proprietario che era ospite della casa e racconta: nulla si è salvato. Che ha visto il fuoco fuori, è andato giù, lui ha fatto in tempo perché la stanza era all'opposto, quindi il fuoco dentro non c'era, era solo qua in mezzo. È il racconto di ciò che Luciano, amico di Roberto Maggetto, proprietario del casolare, ha vissuto. Era circa 00:10 quando di colpo l'amico, solo in casa, si è svegliato e vedendo le fiamme ha allertato i vigili del fuoco. L'allarme in via Fontane Bianche a Sernaglia della Battaglia. Un mulino del 600 nel tempo ristrutturato e ora casa di proprietà immersa nel verde, nella via che porta direttamente all'Osi naturalistica. Io ero fuori sia per lavoro che anche per divertimento. Sono uscito 2 serate ed è venuto qua il professor Luciano al posto mio dormire, perché non siamo incustoditi. Motivo per cui il fidato amico Luciano durante la sua assenza era rimasto a dormire al casolare, diventato negli anni conosciuto non solo per la sua posizione di passaggio, ma anche per lo stesso proprietario, meccanico, artista, collezionista di oggetti in disuso, gli stessi andati completamente bruciati, ma anche di molti libri. L'idea di aprire una piccola biblioteca oggi andata in fumo. La cosa che mi dispiace molto è che c'era un patrimonio culturale. Certe cose
non ne vedremo mai più perché non ne stampano mai più. Documenti del luogo, della riviera, della vallata, ma anche tanti documenti del nord-est, tutto bruciato, anche roba mia, perché avevo un campione per me, bruciato tutto. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, al loro arrivo le fiamme stavano già divorando il casolare. Siamo intervenuti prontamente con la squadra di Montebelluna, che è di competenza con le 2 squadre di Conegliano e 2 squadre da Treviso. La struttura è pericolante, quindi non è il caso di entrarci, e attendiamo e teniamo sotto controllo la situazione. 20 vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di spegnimento, nessuna persona è rimasta ferita. Sono tuttora in corso invece le indagini per accertare le cause che hanno fatto divampare il violento incendio. Non si esclude l'ipotesi del dolo. Correvano uno dietro l'altro a bordo del loro scooter quando improvvisamente il capofila ha frenato bruscamente poco prima dell'immissione in una rotonda e l'amico, per evitarlo, si è schiantato contro la vetrina di un negozio mandandola in frantumi. Il fatto è accaduto venerdì sera in via Vitalla, alle porte di Conegliano. Protagonisti 2 minorenni diretti probabilmente verso il centro della città. Il ragazzo, che vedendo l'amico frenare ha tentato di schivarlo perdendo il controllo del suo scooter e finendo così contro la vetrata. L'impatto è stato molto forte, i segni ancora visibili, la vetrina divelta a terra e le fioriere di cemento rotte. Fortunatamente il ragazzo ha riportato solo qualche contusione e qualche graffio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno medicato il ragazzo sul posto e i carabinieri hanno provveduto a delimitare la zona. È il 28 di aprile oggi ed è la giornata internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ancora una volta la famiglia Battistetti, nel 3° anniversario della morte del figlio Mattia, è scesa in piazza a Montebelluna per dire basta alle morti bianche. Li ascoltiamo. Seduti l'uno accanto all'altra, lo sguardo rivolto un po' più in là, nella panchina bianca, simbolo delle persone che hanno perso la vita sul luogo di lavoro, Monica Michelin e Giuseppe Battistetti si stringono la mano nel ricordo del figlio Mattia, morto a soli 23 anni. Una presenza silenziosa ma assordante in piazza a Montebelluna nella giornata internazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro. È una giornata, secondo me, veramente utile e veramente dovuta a tutte le 451 vittime che ci sono state quest'anno. È veramente una guerra infinita, una guerra quotidiana. Domani sono 3 anni che alle 8:30 del mattino Mattia ci ha lasciato. Era uscito di casa come ogni mattina, fischiettando, e poi in quel maledetto cantiere della ditta Bordignon ha trovato la morte che lo aspettava. Una morte che la famiglia Battistetti, piazza dopo piazza, udienza dopo udienza, non vuole sia stata vana. Le persone che hanno perso la vita, alle quali è stato negato un futuro, dei progetti, hanno diritto ad avere un ricordo e ad avere soprattutto giustizia. E proprio il 29 aprile, nel 3° anniversario della morte di Mattia Battistetti, la famiglia e l'associazione si riuniranno in suo ricordo. Noi ci troveremo alle 19, è un evento aperto a tutti e ci troveremo qui alla panchina bianca, e chiunque voglia fare un ricordo, anche 2 parole su Mattia, ben accetto, lo aspettiamo veramente a braccia aperte. Il 1° maggio, festa dei lavoratori, invece l'inaugurazione a Bologna del Muro delle Farfalle Bianche voluto da Carlo Soricelli e dal Comune. Una parete dove sono stati riprodotti i volti di 300 operai che hanno perso la vita sul luogo di lavoro. Lutto in CGIL, questa mattina a soli 59 anni si è spento Gabriele Serraglio, segretario Fillea. Serraglio era stato eletto segretario generale della Fillea CGIL di Treviso a maggio dello scorso anno con voto praticamente unanime dei delegati. Era entrato in CGIL come delegato sindacale delle industrie Cotto Possagno, classe 1964. Era residente a Cavaso del Tomba ed era stato in segreteria provinciale della Fillea con la delega all'organizzazione. Aveva raccolto il testimone lasciato da Veronica Gallina. Era un amico, un compagno leale, un collega stimato da tutti per il rigore e la passione per il lavoro. Così lo ricorda Mauro Visentin, segretario generale, che ha salutato la moglie Antonella, i figli Eugenio, Laura e tutti i familiari di Gabriele. I funerali avranno luogo giovedì 2 maggio alle ore 10 nella chiesa arcipretale di Cavaso del Tomba.
E siamo allo sport con le Pantere dell'Imoco Volley Conegliano che portano a casa il 7° scudetto. Guardate. Regine d'Italia per la 6ª volta consecutiva, gli scudetti diventano 7. Le Pantere fanno la storia all'ombra delle colline del Prosecco, sbancano Firenze, lasciano Scandicci a bocca asciutta. Cambiano le avversarie, nella finale scudetto, ma a vincere sempre lei, la Prosecco Doc Conegliano, e il tricolore resta sulle maglie dell'Imocco. Una combinazione vincente che ha sbancato il botteghino, portando a casa la Supercoppa Livorno, la Coppa Italia vinta a Trieste ed ora lo scudetto davanti a 3.500 spettatori. Una grande alchimia, perché credo che si crei veramente una specie di magia da tutto il mondo degli sponsor, della dirigenza, dello staff, delle Pantere, ma anche degli stessi tifosi. Credo che siamo una grande famiglia con un grande direttore d'orchestra che è Daniele Santarelli, e ci ha portato a questa striscia di vittorie, a questo 4º grande slam consecutivo, e credo che sia un risultato assolutamente importante. Subiscono la partenza con Scandicci molto aggressiva in campo per rialzarsi, però subito dopo con una difesa implacabile. Ci aspettavamo anche questo, giocavano in casa, avevano le spalle al muro, però ho visto comunque un Imocco che ha tenuto botta, si è giocata punto a punto, abbiamo perso 23-15 alla fine, no? Ci poteva anche stare, però ho visto la squadra veramente concentrata, l'ho vista tranquilla, serena, e poi dal secondo set è riuscita a imporre il nostro ritmo. Ora, per completare una stagione perfetta, c'è l'appuntamento del 5 maggio ad Antalya in Turchia per la finale di Champions League contro la squadra di Paola Engonu. Già da questo pomeriggio, da domani, ricominciano gli allenamenti per puntare al prossimo obiettivo, che è quello di fare una grande finale di Champion, che ci aspetta veramente un appuntamento intercontinentale, perché saremo seguiti da tutti i mass media del mondo, veramente importante. Siamo alla consueta rubrica della domenica con il telegiornale. Andiamo al 28 aprile 1987, mentre proseguono i lavori a Treviso per trasformare l'ex discarica di via Orsenigo in un parco fotovoltaico. Fa pensare come questo luogo abbandonato per decenni sia stato al centro di diversi progetti di recupero mai realizzati, come ad esempio il velodromo ora in costruzione a Lovadina. Pare proprio che il velodromo polifunzionale coperto che l'assessore allo sport Vittorio Zanini presentò mesi or sono con questa conferenza stampa riuscirà ad approdare a Treviso, dopo aver superato i 1000 dubbi sorti di recente dopo la comparsa di una candidatura a Verona. Un'ulteriore conferma, dopo quella rinnovata dell'appoggio da parte della Regione Veneto, è venuta oggi pomeriggio da Castelfranco, dove Zanini, su mandato della giunta trevigiana, ha incontrato il presidente e vicepresidente della Federazione Ciclistica, Omini e Ferrini, assieme al presidente regionale Coccato e a quello della Commissione Tecnica Nazionale Carlesso. In buona sostanza, il vertice dirigenziale del ciclismo italiano ha riconfermato l'appoggio alla candidatura trevigiana. Non è stato firmato alcun protocollo definitivo, ma le parti si sono lasciate con l'impegno di presentare al più presto la documentazione di rispettiva competenza. Da parte federale il progetto di massima con il preventivo di spesa, da parte comunale la stesura della convenzione che tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale. Si auspica che il tutto possa essere presentato al prossimo Consiglio federale del ciclismo entro l'estate. Riconfermati anche i termini di massima dell'accordo. Il Comune metterà a disposizione l'area che stiamo vedendo nella zona di via Feltrina, gli oneri di urbanizzazione ed un contributo fisso indicativamente di 1,5 miliardi da versare in 10 rate annuali. A carico della federazione ci saranno l'appalto e la costruzione dell'impianto, oltre alla gestione dello stesso che potrebbe essere affidata ad un consorzio pista. Il tutto dovrà avere il placé del Consiglio Comunale ed è forse questo, con i travagli attuali di Palazzo 300, l'ostacolo più pericoloso. Eccoci, dunque questo era il nostro ultimo servizio, la rubrica della domenica. Siamo arrivati alle previsioni del tempo. Grazie per averci accompagnato in questa giornata iniziata con la lunga diretta questa mattina alle 7 e per essere stati con noi anche questa sera. Arrivederci, buona domenica. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La settimana inizia nel segno dell'alta pressione, dunque tempo buono e clima via via più caldo. Il dettaglio di lunedì 29 aprile.
Sul Veneto sarà una splendida giornata soleggiata, senza piogge, al massimo con poche nubi a carattere sparso. Le temperature saranno in ulteriore aumento, minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 21-25 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità. Anche qui tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 22-25 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove si prevede un tempo decisamente soleggiato e un cielo limpido o velato. Temperature minime sui 9 gradi, massime intorno ai 24-25 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.